I rincari, la tassazione, il costo della manodopera che sempre più è difficile da reperire e ancora i casi di cassa integrazione sul territorio. Questa e molte altre le sfide a cui le piccole e medie imprese sono chiamate a rispondere anche nel 2026. Il bilancio dell'anno che sta per concludersi e gli scenari economici futuri nell'evento di Confapi Venezia e Treviso che ha chiamato a raccolta oltre 200 imprenditori. Al centro dell'attenzione il tema dei mercati che cambiano molto rapidamente, non soltanto per motivi geopolitici. E anche per un cambio dei mercati, delle attitudini dei consumatori. Le sfide sono tantissime, l'impresa veneta è chiamata nei prossimi anni a delle sfide cruciali perché deve cambiare, rigenerarsi e adattarsi a questi nuovi modelli. Tra l'altro lo fa anche assieme alla politica perché cambiamo anche lo scenario politico regionale. Questioni che impattano direttamente sulle aziende. In primis l'altalenanza del costo delle materie prime, che è una cosa trasversale, quindi prende sia dall'alimentare a tutti gli altri comparti. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono questi continui sbalzi di crescita, di diminuzione, di aumenti di materie prime che ovviamente influiscono su quello che è poi il listino prezzi. Nel corso della serata sono stati premiati gli imprenditori che maggiormente si sono contraddistinti per coraggio, visione e passione, dimostrando che fare impresa significa anche costruire valore per l'intera comunità. Il premio voce è andato al direttore di Media Nord-Est Luigi Bacialli, capace di portare all'attenzione le difficoltà delle aziende, ma anche di valorizzarne le caratteristiche. Si è parlato di imprenditori eccellenti, per questo, spiega il direttore, il premio dovrebbe andare ai fondatori di Media Nord-Est Giovanni e Filippo Iannacopoulos. Questi due ingegneri hanno rilevato una piccolissima azienda, un'emittente privata che si chiamava Telebassano Radiodiffusione, e l'hanno trasformata nel network oggi regionale più importante d'Italia. Cioè Media Nord-Est è a livello regionale il network più grosso per ascolti e per dimensioni.